Io non sono degno di ciò che fai per me, tu che ami tanto uno come me. Vedi, non ho nulla da donare a te, ma se tu lo vuoi, prendi me. Sono come la polvere alzata dal vento, sono come la pioggia piovuta dal cielo, sono come una canna spezzata dall'uragano, se tu, Signore, non sei con me. Io non sono degno di ciò che fai per me, tu che ami tanto uno come me. Vedi, non ho nulla da donare a te, ma se tu lo vuoi, prendi me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo oggi presso la località di Viola Serrai, nella parrocchia di Bussago di Portugal. In questa chiesa noi celebriamo chiedendo al Signore protezione per tutte le vite che sono colpite da questa malattia, per tutte le vite che assistono i malati, per tutte le famiglie che sono coinvolte direttamente in questa situazione. Chiediamo al Signore anche la saggezza e la pace per affrontare insieme questa situazione e consapevoli che di fronte a Dio non sempre siamo capaci di vivere secondo la sua parola e di fronte ai fratelli non sempre siamo capaci di mettere al centro non solo quello che sentiamo noi, ma quello che stanno vivendo tutti insieme. Chiediamo perdono per tutte le nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico alla Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio che rinnovi il mondo con i tuoi sacramenti, fa che la comunità dei tuoi figli si edifichi con questi segni misteriosi della tua presenza e non resti priva del tuo aiuto per la vita di ogni giorno, per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra. Non si ricorderà più il passato, non verrà più in mente, poiché si godrà e si gioirà sempre di quello che sto per creare. Poiché creo Gerusalemme per la gioia e il suo popolo per il gaudio. Io esulterò di Gerusalemme, godrò del mio popolo. Non si udranno più in essa voci di pianto, grida di angoscia. Non ci sarà più un bimbo che viva solo pochi giorni, né un vecchio che dei suoi giorni non giunga alla pienezza, poiché il più giovane morirà a 100 anni, e chi non raggiunge i 100 anni sarà considerato maledetto. Fabbricheranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ti esalterò, Signore, perché mi hai sollevato.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato e non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, poiché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita, alla sera è ospite il pianto e al mattino la gioia. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Cercate il bene e non il male se volete vivere, e il Signore sarà con voi. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù partì dalla Samaria per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Il funzionario del re gli disse: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Gesù gli rispose: va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: tuo figlio vive. Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato. Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: tuo figlio vive, e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato un Vangelo che annuncia la speranza, collegato con la prima lettura tratta dal libro del profeta Isaia. Una prima lettura che descrive un popolo invitato a risollevarsi dopo aver subito più di qualche calamità a livello di guerra, a livello di devastazione, a livello anche di stragi subite. Il profeta è inviato da Dio a proclamare una parola di speranza, una speranza che nel suo contenuto, nella sua promessa, va oltre ogni aspettativa dei destinatari, con le immagini, le scene, gli esempi che abbiamo ascoltato in questa prima lettura. Nel Vangelo la speranza nel Dio della vita si concretizza come segno nella guarigione di un bambino, nella guarigione del figlio del funzionario del re, riguardo al quale possiamo anche da un lato vedere l'attesa di quest'uomo verso Gesù, dall'altro
Cristo veda di persona il bambino, si presenti davanti alla persona di questo fanciullo. Quando il Cristo gli dice tuo figlio vive, tuo figlio sta meglio, tuo figlio è guarito, questo Signore, quest'uomo non pretende che il Cristo non si fermi a questa parola, non chiede a Gesù di venire nella casa di questo bambino perché tocchi, parli, si accosti direttamente alla sua persona, crede e basta. È un passaggio grande che quest'uomo fa, una fede che diventa poi riconoscimento di aver posto giustamente la sua fiducia in Gesù. Quando ha la verifica dell'ora in cui il figlio sta meglio, questa sua fede viene confermata e arriva alla conversione piena, al cambiamento totale verso la persona di Cristo. Cristo accolto come colui che dà gioia, come colui che risolleva. Noi chiediamo a questo Signore che aiuti anche noi a risollevarci in questi giorni così importanti, così difficili, così particolari, che sia la fonte della nostra serenità in queste particolari circostanze, in queste modalità in cui oggi dobbiamo vivere almeno per qualche tempo. Chiediamo al Signore che questa serenità non coinvolga solamente noi. Abbiamo bisogno di risollevarci insieme ad altre persone. Che il Signore ci dia la forza di sostenere altri che magari vivono momenti di sconforto più grandi dei nostri. Quando il cristiano si chiude, vacilla la sua fede. È chiamato ad aprirsi con coraggio, con affidamento al suo Signore, ma è chiamato anche a aprirsi agli altri, perché la fede è una dimensione verticale verso Dio e orizzontale verso i fratelli. Sono due direzioni che sostengono l'una l'altra. Che il Signore ci aiuti a risollevarci dal punto di vista del nostro atteggiamento con il quale noi affrontiamo tutti i nostri problemi. È una forza grande che sappiamo di poter ricevere da Dio. Se tu, uomo, non ti chiudi in te stesso e chiedi al Signore che ti aiuti ad aprirsi alla sua forza, ne farai esperienza di questa forza per tutti questi giorni. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. La tua vita a questo vino sia il segno della nostra unione con la vita divina, di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Venga a noi, Signore, dall'offerta di questo sacrificio una forza di vita nuova, perché liberati da ogni compromesso con il male, possiamo crescere nello spirito del Vangelo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Preghiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa
È veramente giusto benedire il tuo nome, Padre Santo, ricco di misericordia, nel nostro itinerario verso la luce pasquale, sulle orme di Cristo, Maestro e modello dell'umanità riconciliata nell'amore. Tu riapri alla Chiesa la strada dell'Esodo attraverso il deserto quaresimale, perché i piedi della santa montagna, con il cuore contrito e umiliato, prenda coscienza della sua vocazione di popolo dell'Alleanza, convocato per la tua lode, nell'ascolto della tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi prodigi. Per questi segni di salvezza insieme agli angeli, ministri della tua gloria, proclamiamo nel canto la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e il Vescovo Ovidio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di Infante Enrico nel suo anniversario, di Guarino Regina, di Carmela Flacco e Grande Salvatore, dei defunti della famiglia Battistoni, dei nostri familiari, parenti e amici defunti e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo culto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Poi il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale, per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto io ti abbraccio, mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Credo in te, Signore, credo in te, grande qua giù il mistero, ma credo in te, luce soave, gioia perfetta sei, credo in te, Signor, credo in te, spero in te, Signor, spero in te, debole sono, Signor, ma spero in te, luce soave, gioia perfetta sei, credo in te, Signor, credo in te. Preghiamo. O
O Dio nostro Padre, questo tuo sacramento rinnovi e santifichi la nostra vita e ci renda degni di possedere l'eredità eterna per Cristo nostro Signore. Preghiera per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia, scritta dal cardinale Peter Erdo, arcivescovo di Esztergom, Budapest e primate di Ungheria. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo nostro Signore hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia nell'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati. Dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Giuseppe, della Beata Vergine Maria e di tutti i santi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, salve Vati, salve porta, ex qua mundo lux extorta, gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, vale o valde decora, et pro nobis Christum exulo.